Calogero Sodano interviene oggi attraverso una sua nota stampa precisando basta tentennamenti, Agrigento è la priorità, la condizione dettata sulla sua candidatura. Le diverse posizioni espresse nelle ultime settimane dagli esponenti politici, le cui dichiarazioni hanno riempito le prime pagine dei giornali, mi hanno indotto ad alcune riflessioni. Se fino ad oggi non ho parlato è stato solo per rispetto dei partiti che hanno avuto fiducia in me, con un progetto unitario da condividere per il futuro amministrativo della città. Di fronte ai recenti tentennamenti e alle parole pronunciate che stridono con i sentimenti di coerenza e di unità dei mesi scorsi, decido di dire anch'io la mia, e lo faccio con il cuore in mano da vero agrigentino che non ha mai smesso di amare la propria città e che soffre nel vederla ridotta nello stato attuale, immeritatamente abbandonata e trascurata. La mia disponibilità, continua Sodano nella sua nota, alla candidatura a sindaco nasce proprio dal profondo, direi viscerale amore che nutro per la mia terra e per i miei concittadini che oggi sono vittime dell'improvvisazione amministrativa che ha contraddistinto gli ultimi decenni. Sono tempi, continua Sodano, in cui la sfiducia nella classe politica è tangibile, il centrodestra con lucidità e ritengo anche con amarezza ha dovuto prendere atto della pessima gestione di chi ha amministrato la cosa pubblica, un fallimento che è sotto gli occhi di tutti, capace di perdere finanziamenti importanti, di non progettare opere necessarie, nonostante le risorse del PNRR, e nostro malgrado sprecare anche quella che ritengo essere stata un'occasione ripetibile, ovvero Agrigento capitale italiana della cultura 2025, che anziché mostrare al mondo le sue innumerevoli potenzialità, ha macchiato l'immagine di una città che nel suo anno più importante è stata al centro delle cronache nazionali per inefficienza, meschinerie e bassezze. La mia proposta, afferma Sodano, di candidatura non è nata per essere divisa, ma per unire con umiltà, convergendo sulle riconosciute doti amministrative per fare ripartire Agrigento. Sento quindi l'esigenza di avere una città moderna, efficiente, proiettata nel futuro, ma soprattutto pulita e vivibile. Questa sfida non è personale, ma collettiva, e il mio impegno di voler essere quello di rimettere Agrigento al primo posto nel 2026 e negli anni a venire, lavorando con dedizione e rispetto per tutti, senza cedere alle logiche di fazione o agli interessi particolari che a oggi hanno creato un danno irreparabile alla nostra città. Una proposta che contempli la collaborazione reciproca con figure politiche ma anche autorevoli esponenti della società civile, le migliori forze di Agrigento, donne, professionisti, giovani, con cui avere in comune l'amore incondizionato per la più bella città dei mortali. Pertanto mi sento di dire che solo a una condizione potrei accettare pienamente la candidatura a sindaco, che tutti i partiti in primis mettano Agrigento prima di tutto, liberandoci definitivamente dalle logiche deteriori del recente passato, perché solo così, insieme, conclude Sodano, potremmo salvare Agrigento dall'oblio e dall'incuria, restituendole dignità, vivibilità, affinché la magnificenza della storia che abbiamo ereditato possa essere ancora tramandata alle future generazioni.